Comprese che avrebbe dovuto mirare alla cooperazione e alla convivenza pacifica tra popoli di origini, religione e cultura completamente diverse. Alla città di Palermo vennero risparmiate repressioni violente e sanguinose, una sorte che invece subirono molti altri luoghi del Mediterraneo. Ruggero d'Altavilla e Roberto il Guiscardo erano devoti cristiani, ma accettarono la presenza in Sicilia di religioni e riti diversi. Il Papa però non condivideva questo atteggiamento tollerante. Avrebbe desiderato una linea politica più rigida. Ruggero sostenne la piena libertà di culto per i cristiani di ogni rito. I musulmani continuarono ad adorare liberamente Allah. Questa libertà religiosa era un fatto straordinario nel mondo medievale. In altre zone dell'Italia meridionale, però, la situazione non era così rosea. In Puglia, ad esempio, l'espansione normanna provocò scontri sanguinosi. Bari, l'ultima roccaforte bizantina, scelse di opporsi agli invasori, ma se ne pentì amaramente. Le truppe normanne agirono in modo davvero spietato. La caduta di Bari sancì la fine del dominio bizantino in Italia. A ricordo dell'avvenimento fu edificata un'imponente cattedrale. Esaltato dai successi riportati dai normanni, il Papa inviò una delegazione a Costantinopoli con il compito di ribadire i diritti della Chiesa di Roma sull'Italia e la sua supremazia in materia di fede. I rapporti, già tesi, si incrinarono. Uno dei legati papali scomunicò il patriarca greco. Questi, a sua volta, scomunicò il pontefice. Ne seguì una frattura profonda, uno scisma fra cattolici e ortodossi a tutt'oggi mai sanato. In questa cattedrale la scultura rappresenta visivamente il debito della Chiesa verso i normanni. Essi furono un forte sostegno per il papato. Usarono metodi poco consoni a un buon cristiano, ma riuscirono a strappare l'Italia meridionale ai bizantini. Oltre alla Chiesa d'Oriente, il Papa temeva un'altra forza religiosa in espansione, l'Islam. La predicazione di Maometto era stata accolta in maniera favorevole nel mondo arabo. Molte città orientali, un tempo cristiane, rigettarono l'antico credo e abbracciarono la nuova fede. Negli anni in cui la Chiesa cattolica si interrogava sulla vera natura di Cristo e i teologi erano impegnati in sofisticate controversie, l'Islam si diffondeva sempre più. Nel 1070 gli arabi conquistarono la città santa, Gerusalemme. Venne eretta la cupola della roccia, un affronto per ebrei e cristiani. Un monumento ad Allah costruito proprio nella città che rappresentava il cuore della cristianità. Il papato si trovava a dover affrontare un nuovo nemico, i musulmani, e contava sull'aiuto dei normanni. La Chiesa di Roma aspirava a imporre la propria autorità in tutto il mondo conosciuto. Questo ideale di potere guidò l'operato di un monaco, Ildebrando di Soana, destinato a giocare un ruolo fondamentale nella lotta fra papato e impero.
Nel 1073 il popolo di Roma lo acclamò papa con il nome di Gregorio VII. A San Giovanni in Laterano sono custodite reliquie degli apostoli Pietro e Paolo. Fu proprio il primato di Pietro ad ispirare l'opera di riforma pontificia. La dottrina gregoriana della Chiesa è enunciata in un elenco di 27 brevi affermazioni. Il cosiddetto Dictatus Papae. Nessuno può giudicare il Papa. La Chiesa di Roma è infallibile e non cadrà mai in errore sino alla fine dei tempi. Solo il Papa può deporre o reintegrare i vescovi. A lui solo è lecito promulgare nuove leggi, creare nuovi episcopati e dividere quelli vecchi. Nessun sinodo può essere dichiarato generale e nessun articolo canonico senza la sua autorizzazione. Il Papa può deporre l'imperatore. Può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà verso i principi. Tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa. Lo scontro con l'imperatore Enrico IV fu inevitabile. Avvenne nel 1076. L'imperatore sfidò apertamente il pontefice procedendo alla nomina di alcuni vescovi e abati in Germania e nell'Italia settentrionale. In seguito all'opposizione papale, l'imperatore lo accusò di essere stato eletto irregolarmente e lo depose. La risposta del pontefice fu durissima. Dichiaro deposto dal trono Enrico IV. Egli non regnerà più sulla Germania e sull'Italia. Sciolgo i sudditi dal giuramento di fedeltà a lui prestato e lo condanno a perpetuo anatema. Gli avversari del sovrano colsero l'occasione per ribellarsi. La situazione era critica. Enrico scese in Italia e si recò in penitenza dal Papa presso Canossa, sull'Appennino reggiano. Gregorio VII lo fece attendere in mezzo alla neve. Quando finalmente accettò di incontrarlo, l'imperatore dovette baciare la staffa del suo cavallo in segno di mortificazione. Il Papa forse pensò di aver avuto la meglio, ma non fu così. Enrico IV, umiliato, covò rancore e tramò vendetta. 6 anni dopo assediò Roma e depose il pontefice, costringendolo a lasciare San Pietro e a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Rinchiuso all'interno della fortezza, il Papa poteva contare su pochi alleati. Anche una parte del clero pensava che Gregorio VII avesse imposto riforme troppo rigide, destinate a fallire. Il pontefice si affidò nuovamente ai Normanni. Solo loro avrebbero potuto liberarlo. Essi scacciarono le truppe imperiali da Roma. Per vendicarsi di coloro che avevano tradito il Papa, distrussero durante i combattimenti ogni cosa al loro passaggio. Parte della città fu data alle fiamme. I Romani si ribellarono contro il Papa e i Normanni. Il pontefice fu costretto a lasciare Roma. Trascorse il resto dei suoi giorni in esilio a Salerno, in territorio normanno.